Pochi istanti al via la sesta corsa, premio Talstar, confronto per 3 anni, vincitori da 6 a 12.000 euro in carriera, sono in 9 dietro le ali del mezzo meccanico, in una prova con Giove dell'Est favorito. Autostart in movimento, con il numero 1 Unexpected Tile, Salvatore Mattera, 2 Gioia Wind, Giampaolo Minnucci, 3 Giove dell'Est, Manuele Matteini, 4 Jenny, VP dell'Annunziata, 5 Giacinto SL, Roberto Vecchione, 6 Gamon Call, Carmine Piscoglio. In seconda fila 7 Joe GT, François Conigliaro, 8 Gas Gas BFC, Maurizio Cheli, 9 Gaias Life, Roberto D'Alessandro. La macchina ha raccolto partecipanti, inizia ad accelerare, 1,60 Giove dell'Est, 5,50 Giacinto SL, Gamon Call. Questi più attesi. Macchina che stacca, partiti, lotta per il comando con veloce dall'interno Gioia Wind, in mezzo Giove dell'Est, all'esterno di tutti Giacinto numero SL. 4 Jenny squalificato. Prima curva con in vantaggio Gioia Wind che contiene Giove dell'Est, quale prova a insistere al largo, allo steccato ha una breve incertezza. Il numero 1 di Unexpected Tile cerca di parcheggiarsi lì, allora Giacinto SL ma non ci riesce, punta con decisione in avanti, ora Giove dell'Est che passa. Al completamento dei primi 400 metri di corsa, ora Giove dell'Est è leader, 29,8 per i primi 400 di corsa. Allo scoperto è rimasto Giacinto SL, allo steccato Gioia Wind che ha concesso strada al favorito. Terzo in corda Unexpected Tile, seconda pariglia per Gamon Call che precede Gaias Life. 600 metri in 45,6 per Giove dell'Est che si mantiene in vantaggio su Gioia Wind. Giacinto SL allo scoperto, in corda Unexpected Tile, in pariglia Gamon Call, poi Gaias Life. 800 metri in 1 minuto e 8 decimi per il battistrada che prosegue in vantaggio mentre galoppa Gioia Wind. Si sistema numero in corda, 2 allora Gioia Wind SL, squalificato, che precede Gamon Call che ora passa all'attacco a 600 dalla conclusione, 1,16,2 1000 metri di gara con Giove dell'Est in vantaggio. Gamon Call che prova a dare il parziale via i tappi a Giove dell'Est per ribattere la bordata di Gamon Call che è cattiva. I due perfettamente apparecchiati imboccano l'ultima curva, la rete di là in 14,5 e Giove dell'Est ha respinto la prima puntata di Gamon Call. A contatto rimane sempre Giacinto SL. Giove dell'Est che prova a fuggire da Gamon Call e da Giacinto SL, si muove con decisione Gas Gas BFC da dietro, la retta d'arrivo per Giove dell'Est che è in netta evidenza nei confronti di Gamon Call e Gas Gas BFC nel finale. Giove dell'Est che controlla e vince nei confronti di al largo Gamon Call che contiene l'ottimo finale di Gas Gas BFC. 29,5 la chiusa, 1,14,8 per il percorso di testa vincente di Giove dell'Est, Manuele Matteini che guida e allena per i colori del signor Aldo Puccetti. Altra vittoria, la terza consecutiva per il figlio di Nadal Sheba che ottiene il via libera da Gioia Wind e si difende dalle puntate di Gamon Call. Stacca nel finale con buona progressione. Al secondo finisce Gamon Call, al terzo Gas Gas BFC.